Sant'Elena, nostra patrona, Sant'Elena, nostra patrona, Sant'Elena, nostra patrona.
Fratelli, ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo attraversato le strade della nostra città, pregando, lodando e benedicendo il Signore. La nostra patrona Sant'Elena sicuramente ora ci guarda con tanto amore e sono sicuro che dal cuore di tutti noi sono salite delle richieste a lei. Tanti sono le difficoltà e i problemi, e sono anche nella certezza che lei esaudirà le nostre suppliche. Sapete qual è il motivo per cui noi celebriamo Sant'Elena? Certamente sì, vedete questo, quello che sta qui sopra sull'altare. Sant'Elena è conosciuta perché ha ritrovato la croce di Gesù, quella vera croce del Signore. Lei chiese a suo figlio Costantino nel 325 di poter andare a Gerusalemme per onorare i luoghi santi che erano stati precedentemente profanati. Ebbene, nel luogo dove era stato deposto Gesù dalla croce, e le croci, quelle di Gesù e della donna, erano state gettate in un fossato, fece scavare e da lì riemersero i legni. Ma bisognava capire qual era il vero legno della croce di Gesù. Allora ebbe, come donna di grande fede, una illuminazione straordinaria. Chiese un miracolo a Gesù. Gesù, la vera croce sarà quella che farà guarire questo ammalato, e fece distendere sulle croci un ammalato. Solamente nella vera croce di Gesù il malato si rialzò e si gridò al miracolo. Immaginate in quel momento quale festa, quale immensa gioia per Elena e per tutto il suo seguito e per i cristiani presenti lì a Gerusalemme, quando scoprirono quel legno che aveva ricevuto le membra doloranti e morenti del Signore Gesù. Tutta la vita di Elena era questo amore profondo e passionale per il Signore Gesù, un amore grande, un amore che la porterà anche lì a Roma a compiere continuamente opere di misericordia nei confronti dei poveri. Cari fratelli, la nostra patrona era innamorata di Gesù e della sua croce, ed ecco il messaggio che oggi ci lascia, un messaggio di amore al Signore. Centro della nostra fede sia Gesù, cari fratelli, un amore che noi dobbiamo riservare al Signore, un amore che dobbiamo riservare alla croce del Signore, è un amore che dobbiamo riservare ai nostri fratelli.
Vedete, io credo che stasera davvero Sant'Elena voglia benedire tutti quanti. La nostra presenza qui è un segno, ed è un segno di fede. Certo, la processione è attraente, ma al di là di tutto questo c'è la fede che ci ha condotti. E allora, cari fratelli, ringraziamo e benediciamo il Signore per tutto quello che ci concede. Domani poi ognuno di noi sarà presente alle varie celebrazioni eucaristiche, fin dalle 6 del mattino ci sono le messe, per completare questo momento di festa e di onore che vogliamo tributare a Gesù, alla croce e a Sant'Elena, nostra patrona. Sia lodato Gesù Cristo. E ora, in comunione con tutta la Chiesa, rivolgiamoci al Signore, affinché per l'intercessione di Sant'Elena Imperatrice ascolti la nostra umile preghiera. Preghiamo insieme dicendo: ascolta Signore la nostra famiglia. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Ti preghiamo, Signore, per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, affinché possa sempre seguire la tua croce e sull'esempio dei santi e dei martiri possa annunciare e mettere in pratica la tua volontà. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Ti preghiamo, Signore, per tutti gli uomini abbandonati e in cerca di una terra. Guidaci tu per trovare metodi e soluzioni che possano accoglierli dignitosamente, aiutandoli a trovare una nuova speranza di vita. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Ti preghiamo, Signore, per coloro chiamati a governare la nostra città, affinché nell'interesse sociale e nella cura della città facciano di tutto per essere portatori di aiuto e di speranza verso tutti i cittadini. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Per tutti gli ammalati, i tanti disoccupati e gli smarriti, affinché nelle tue piaghe dolorose ritrovino consolazione e conforto nel loro calvario e il tuo sguardo mai li abbandoni nell'ora della prova. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Ti preghiamo, Signore, per i giovani, affinché, attingendo il coraggio da te, che sei andato a morire in croce per noi, sappiamo essere sentinelle attente nelle nostre comunità e ci impegniamo nei più alti valori cristiani. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Per tutte le nostre parrocchie e i nostri oratori, perché siano sempre più luoghi di accoglienza, comunità vive, luoghi di annuncio autentico della tua parola nella gioia. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Gesù, ti preghiamo per la pace, perché i popoli non siano più in guerra e non ci sia più violenza, e impariamo ad usare l'amore che tu ci hai insegnato. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie e per quelle in difficoltà. Fa che possiamo volerci sempre più bene, diventando piccole chiese, e tutti possiamo essere uniti con la protezione di Sant'Elena. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra famiglia. E ora tutti insieme leviamo la nostra lode al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti, come noi ci rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Padre, che ha voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci prepariamo a ricevere la solenne benedizione con la reliquia della Santa Croce di Gesù. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Elena, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sant'Elena, nostra patrona, prega per noi. Sant'Elena, nostra patrona, prega per noi. Sant'Elena, nostra patrona, prega per noi. Resta con noi il Signore.